Allora, io sono Anna Maria Moretto, sono consigliere comunale di Montebelluna e promotrice della Montebelluna in Rosa. Io sono Marco, rappresento la Proloco di Montebelluna, sono segretario della Proloco in rappresentanza appunto di questa associazione. Allora, oggi è un giorno particolarmente bellissimo perché siamo riusciti a trasformare quanto è stato raccolto in qualcosa di tangibile, in questo caso l'ambulatorio ginecologico e anche l'autovettura che serve per il trasporto dei malati oncologici per le varie cure presso le varie strutture ospedaliere del territorio. Sì, per noi è importantissimo, appunto, al di là della festa che è la terza domenica di settembre, poi trasformare in qualcosa di visibile che tutti possono usufruire, quindi dare concretezza a quella che è la giornata di festa della Montebelluna in Rosa. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri volontari che in sordina ci danno una mano per raggiungere questo obiettivo e anche a tutte le nostre aziende del territorio che collaborano con noi e che grazie a loro riusciamo a raggiungere questi obiettivi, questi risultati. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.